Bene, allora questa è l'ultima chiamata. Tutti... Intanto vedete allora entrare anche gli orchestrali, vi pregherei di fare un primo applauso all'orchestra che sarà un momento molto importante tra pochi minuti. Buonasera, benvenuto. Che non è per noi naturalmente. Allora, caro Gianluca, generalmente in questi grandi galà c'è sempre una coppia a condurre la serata, invece questa sera è Gianluca. Chissà, il nostro presidente Davide Giorgi ha voluto qualcosa di nuovo questa sera, quest'anno, questa 7ª edizione del Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto, e questo applauso è proprio allo sport paralimpico, che si merita un applauso ancora più forte di quello che avete fatto. Aggiungerei che è proprio anche al Veneto, per cui insomma orgogliosamente rivendichiamo l'appartenenza. Qualcuno entrando, Gianluca, questa sera diceva: ma sappiamo che qualcosa è cambiato in questa nuova edizione, sono cambiati i ritmi, sicuramente ve ne accorgerete, dovremo essere velocissimi perché tante sono le premiazioni, ma è cambiato un po' il format, siete già seduti a tavola, c'è un palcoscenico, c'è un podio, ci sono ovviamente i nostri interpreti LIS che ogni volta, vero Gianluca? Cioè, sono miracolosi, direi. Ci lasciano senza parole, davvero. Letteralmente.
E poi abbiamo la musica che non può mancare per dare ancora più valore a questo gran galà. E quindi ringraziamo per la loro presenza la Stefani Saxophone Orchestra. Sono tutti saxofoni pronti per suonare per noi. Del Conservatorio Statale di Musica Stefani, ovviamente di Castelfranco Veneto, dove Gianluca io direi di chiamare subito il direttore d'orchestra, il maestro Luis Lanzarini. Che prima, devo dire, durante le prove ci ha veramente emozionato, quindi grazie maestro della sua presenza e naturalmente agli orchestrali. Allora, tante sono le autorità qui presenti, sono già arrivate, puntualissime, e questo è un grande valore. Sì. E quindi le andiamo a presentare e le invitiamo qui con noi. Allora, questo primo blocco proprio per i saluti istituzionali, doverosi, ma ovviamente non meno graditi. Chiamiamo allora il padrone di casa, se vogliamo, il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, che preghiamo di raggiungerci sul palco. Con tanto di fascia. Poi le neoelette consigliere regionali Sonia Brescaccin e Rosanna Conte, prego. Il presidente del CONI Veneto, che non manca mai davvero di dimostrare la sua vicinanza al nostro movimento, il professor Dino Ponchio. Ben trovata. L'altro padrone di casa, e ci mancherebbe altro, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, Davide Giorgi. Il vicepresidente, che porta anche naturalmente i saluti del presidente nazionale del CIP, Riccardo Giubilei. Poi naturalmente una realtà del territorio a noi molto vicina, senza la quale davvero questa sera sarebbe stato tutto molto più complicato. Invito il presidente di Centro Marca Banca, Tiziano Cenedesi, a raggiungerci. E poi, ultima ma non ultima, ci mancherebbe altro, una grandissima paratleta, la senatrice Giusy Versace. Una paratleta, una ballerina anche ormai diventata nota. No, ma è famosa. molto più paratleta che ballerina. Comunque, però direi. ci è piaciuto molto vederla anche in quel ruolo. Buonasera, benvenuti. Colpa grazie. sua. Grazie per la vostra presenza. Ringraziamo tutti coloro, vero Gianluca, che hanno fatto parte nella macchina organizzativa di questa grande serata. Lo vedete anche nei nostri grandi schermi. Partiamo dalla CMB, Centro Marca Banca. Grazie per la presenza sempre costante e sempre più intensa, vicina e sensibile a questa realtà. Ovviamente il contributo della Regione Veneto. Fondazione Festo, che ha l'onore e l'orgoglio di affiancare il percorso organizzativo del Comitato Italiano Paralimpico Regione Veneto, Errea, Play Padova, Off Car e ovviamente dove siamo ospitati in questa splendida sala, in questa splendida struttura come il MOV qui di Mogliano Veneto. Manca Andreola, che comunque aveva citato. Andreola andremo a citarlo più tardi, perché insieme ovviamente al riconoscimento e ai premi c'è sempre, siamo in Veneto, ovviamente non possono mancare le bollicine del Prosecco. Ma per iniziare un gran galà non può mancare l'inno ufficiale del nostro paese, quindi le nostre autorità ovviamente nella posizione istituzionale, ma soprattutto tutti noi con la mano sul cuore, perché è l'inno che rappresenta il nostro paese, ma soprattutto è l'inno che rappresenta il nostro orgoglio, l'orgoglio anche di essere sportivi. E dunque dal vivo, grazie al maestro Luis Lanzarini, allo Stefani Saxophone Orchestra, e presentiamo anche la voce di questo inno italiano, ancor più inclusivo questa serata, perché a cantarlo un tenore, una voce straordinaria che arriva dall'Ucraina, il tenore Vitali Kovalchuk. È inutile sottolineare anche proprio il significato molto profondo del fatto che un tenore ucraino canti l'inno italiano questa sera. Prego.
Invito gli orchestrali ad alzarsi per ricevere il doveroso applauso. Grazie alla Stefani Saxophone Orchestra diretta dal maestro Luis Lanzarini e al tenore Vitali Kovalchuk. Che poi naturalmente avrà anche un altro momento altrettanto emozionante, così come l'orchestra. Allora Matteo, direi di cominciare il giro dei saluti. Inizierei appunto dal sindaco di Mogliano Veneto che ci ospita in questo territorio e quindi passerei la parola al nostro primo cittadino Davide Bortolato. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti a Mogliano. Siamo molto orgogliosi di ospitare i Gran Galà dello sport paralimpico del Veneto. Mogliano, tra l'altro, città europea dello sport 2025 e proprio sono stati 2 anni fa i commissari europei a verificare i nostri impianti e uno dei parametri che viene verificato è anche quello dell'inclusività. E questa cosa insomma ci ha permesso di organizzare tanti eventi e tra l'altro 2 mesi fa proprio qui abbiamo organizzato gli stati generali dello sport. Abbiamo sentito tutte le associazioni sportive, ma non solo, anche le associazioni per disabili e tutte le altre associazioni di Mogliano per programmare quello che sarà il futuro dello sport a Mogliano per i prossimi 6 anni. Io saluto tutti gli ospiti che abbiamo stasera, la senatrice, i neo consiglieri regionali, delegati del CONI e del CIP e saluto in particolare Davide Giorgi. E quando Davide Giorgi dice che la politica dovrebbe interrogarsi e fare di più per lo sport paralimpico, mi tocca dargli ragione, nel senso che dobbiamo assolutamente impegnarci perché sappiamo bene che lo sport è un mezzo importantissimo per l'inclusione, per la riabilitazione, è fondamentale. Quindi grazie per quello che fate. Quest'anno abbiamo questa grande occasione delle Olimpiadi qui nel Veneto e chissà che sia un momento di rilancio per tutto lo sport paralimpico. Quindi evviva tutti voi, grazie. Grazie Sindaco. Allora Matteo, per vicinanza geografica direi che procedi tu. Vicinanza geografica e vicinanza sempre alla sua sensibilità al mondo del sociale. Vogliamo ringraziare per la sua partecipazione il consigliere regionale neoeletto, rieletto, Sonia Brescancin. Grazie, buonasera a tutti. In questi anni ho respirato girando per il territorio, in particolare la provincia da cui provengo, Treviso, ma anche le altre, una grande sensibilità e un grande fiorire di attività e di promozioni di attività sportive per le persone con disabilità. Lo sport paralimpico è uno sport importantissimo. Io sono in regione da 10 anni, ho visto una regione che ha volto l'attenzione per la promozione dello sport. Fra pochi mesi avremo l'opportunità di vivere un'opportunità straordinaria di promozione culturale e di poter vedere i nostri atleti esibirsi proprio a Cortina durante le Paralimpiadi Milano e Cortina, dove Cortina sarà teatro importante protagonista per lo sport paralimpico e Davide Giorgi, il presidente CIP Veneto, insieme a tutti i suoi collaboratori sta facendo un lavoro straordinario ed importantissimo e lo ringraziamo. Vi ringraziamo anche perché questa sera non è soltanto un riconoscere quello che è il risultato di grande forza, di grande umanità, di grande spirito di determinazione di tutti gli sportivi che si sono distinti, che sono l'orgoglio per tutti quanti noi, ma è anche un modo per promuovere quella che è una cultura importante. E penso che la cultura dello sport e lo sport, in particolare per le persone con disabilità, lo sport diventi un grandissimo motore di inclusione sociale e sempre più attraverso il CIP Veneto, attraverso anche l'operato del professor Ponchio, che è presidente del CONI Veneto, e di tutti gli altri rappresentanti del mondo sportivo a 360 gradi e paralimpico in particolare, potremo fare nei prossimi anni per promuovere una sinergia importante tra il sociale e lo sport. Buona serata a tutti. Grazie molte. Proseguo con il nostro quorum rosa importantissimo, altrettanto eletto consigliere regionale, Rosanna Conte.
Buonasera a tutti, un grazie sincero intanto agli organizzatori di questo bellissimo evento e un ringraziamento particolare a Davide Giorgi per questo gradito invito. Io con Davide Giorgi ho già potuto lavorare in Europa come europarlamentare e delegata di Access Europe per il Triveneto e abbiamo raggiunto l'obiettivo, anche assieme al sindaco di Mogliano, per la candidatura e il riconoscimento della Regione Veneto, Regione Europea dello Sport per il 2024. È stato un gran lavoro, un lavoro di squadra e abbiamo ottenuto in modo, anzi la prima regione d'Italia tra l'altro siamo arrivati, quindi un gran lavoro di squadra in tutto il settore. In Veneto la disabilità conta 314.000 persone, di cui 9,9% pratica uno sport motorio di qualsiasi tipo e ben 2.500 persone praticano uno sport a livello agonistico e non è poco, e negli ultimi 12 anni le cose si sono triplicate, quindi è fondamentale che in qualche modo si trovino più risorse per poter sviluppare ulteriormente la progettualità che viene portata avanti in modo eccellente, come ho visto anche questa mattina da Davide Giorgi, sotto diversi aspetti, sia da quello sportivo ma anche da quello legislativo, per un'inclusione, una riabilitazione, un'integrazione sociale da parte di tutti, perché lo sport è fondamentale anche da un punto di vista psicologico. Ecco, quindi io veramente poi non dimentichiamo che il 30% delle medaglie d'oro paraolimpiche sono nostre, sono venete, ne abbiamo anche qualcuna qui a casa, per cui complimenti davvero a tutti, complimenti per l'organizzazione e siamo a disposizione per continuare questi percorsi. Grazie. Allora, è stato evocato più volte, abbiamo il professor Dino Ponchio, presidente del CONI regionale. Prego Matteo. Grazie, buonasera. Sono felice e onorato di essere qui, in particolar modo in questa occasione in cui, come mi piace dire, nella omologa manifestazione di consegna delle onorificenze sportive del CONI si onora chi ha onorato lo sport. E credo che mai come in questo momento sia importante, perché quando mi chiedono, come chiedono a Davide, le Olimpiadi, per chi ha partecipato sa, ma anche chi non l'ha partecipato, sono l'acme della pratica sportiva, ma le mie Olimpiadi e le Olimpiadi nostre sono quelle, la nostra medaglia per CONI e per il CIP è portare a fare sport più ragazzi e ragazze possibile del Veneto. Quella io la sento la mia medaglia. Poi che ci invitino accessoriamente alle Olimpiadi a Cortina è così, un di più. Quindi su questa missione che è simile, la missione di CIP e CONI e CIP è la stessa, far fare attività sportiva, portare allo sport più ragazzi e ragazze possibili, che siano abili o abbiano abilità diverse, è la stessa cosa. Siamo sulla stessa barca, dobbiamo farla andare molto bene e mai come in questo momento, raccolgo le parole delle neoconsiglieri regionali, lo sport ha bisogno, dopo essere uscito dalle pandemie, quella del Covid e quella dell'applicazione della legge pessimissima di riforma dello sport, neologismo Ponchio, adesso è ora di smettere di protestare, ma di chiedere aiuto. Siamo entrati in Costituzione come sport, quindi non ci sia niente da nascondersi, non c'è niente, nessuna giustificazione sul fatto di dover, tra virgolette, non si può usare questo verbo, ma io dico che le istituzioni a tutti i livelli chiediamo sommessamente, ma non tanto perché a me il sommesso non viene bene, chiediamo di essere aiutati. Questo è il momento che si deve aiutare lo sport, perché lo sport è tutto quello che sapete, tutto quello che anche gli amministratori pubblici ormai dicono molto bene. È un'agenzia educativa che contribuisce a far crescere bene i cittadini del futuro, quindi abbiamo bisogno di aiuto, datecelo, e l'attività di CONI e CIP in particolare contribuiscono a questi. Buona serata. Grazie davvero professore, grazie presidente. E accanto, non casualmente, perché insomma davvero si deve sempre più pensare a uno sport unico, quindi paralimpico e olimpico alla fine sono davvero la stessa cosa, quindi
il presidente del CIP regionale Veneto Davide Giorgio, ma direi prossimo alla beatificazione, è molto precoce, visto tutti i complimenti ricevuti. Prego, Presidente. Grazie, no, vi ringrazio veramente intanto di essere venuti, ai tanti atleti e dirigenti che questa sera premieremo, veramente oggi è la vostra festa. Voleva essere non solo la vostra festa, ma anche un momento non di celebrazione, ma di fare il punto della situazione qui in Veneto dello sport. Lo sport qui in Veneto, a guardare i risultati, sta molto bene. Voi rappresentate veramente, come si ricordava prima, il 30% delle medaglie olimpiche della nostra nazione, ma rappresentate soprattutto quella voglia e quella capacità di fare che solo noi qua in Veneto abbiamo, e su questo un po' d'orgoglio ce l'ho. Qua abbiamo i vertici dello sport paralimpico, perché abbiamo il nostro vicepresidente Riccardo e l'onorevole Giusi Versace, che insomma su questo si è spesa tantissimo e lo ha fatto assolutamente a livello centrale, cercando sempre di portare avanti quell'istanza per far partecipare tutti voi ragazzi all'interno delle forze armate, all'interno di tutti i gruppi sportivi dell'esercito e non solo, appunto della polizia, eccetera eccetera, per dare continuità alla vostra attività. E non solo questo, gli ausili, eccetera eccetera. Ma noi abbiamo bisogno di superare quel 4%. Quel 4% va superato perché pensiamo che l'inserimento nelle politiche attive sociosanitarie di questo Paese, dell'attività motoria, dell'attività sportiva, lo si diceva stamattina con tutte le 4 università che hanno partecipato al convegno che abbiamo dedicato alla vita indipendente e all'ultima riforma che c'è stata, appunto promossa dal governo, ce lo chiedono veramente in tanti. Noi abbiamo la necessità che l'attività sportiva venga sostenuta e entri dentro ai percorsi sociosanitari. Su questo troviamo un'interlocuzione politica molto favorevole qui in Veneto, quindi insomma io conto moltissimo con la nuova amministrazione di poter dialogare e poter portare a casa risultati che possano veramente dare la possibilità ai tanti ragazzi che qua ancora sono a casa. Quindi insomma grazie di tutto. Io permettetemi un ringraziamento speciale al Centro Marca Banca, perché insomma è grazie a loro che questa sera siamo qua. Bene, allora proseguiamo. Naturalmente non poteva mancare una rappresentanza di altissimo livello del Comitato Italiano Paralimpico Nazionale. Il presidente De Sanctis è stato bloccato a Roma per impegni molto importanti, però insomma ha mandato il suo vicepresidente Riccardo Giubilei, che insomma non è certo da meno. Grazie a tutti. Intanto da parte mia ovviamente il saluto del presidente Giulio De Sanctis. Oggi io credo sempre che le cose non avvengano per caso. Oggi avete visto scendere dalle scalette dell'aereo la fiamma olimpica, che è tornata dopo 20 anni in Italia, e oggi ci troviamo qua. Non credo, come dicevo prima, alle casualità. Credo che invece ci sia il lavoro di tante donne, tanti uomini che da tempo stanno dandoci una mano per fare in modo tale che il movimento paralimpico possa essere al centro della crescita delle comunità. Credo che il movimento paralimpico sia un ponte che unisce le comunità attraverso quei valori che la fiamma olimpica oggi ci ha ricordato: la fratellanza tra i popoli, la speranza, la tenacia delle ragazze e dei ragazzi che lavorano alacremente per percorrere i loro sogni, ma dietro a loro i tecnici, le famiglie, tutti quelli che lavorano quotidianamente, giorno per giorno, per condurre i nostri atleti, che tanto ci inorgogliscono, al successo. Un paese piccolo, l'Italia, lo 0,47% del territorio del mondo, che è al 5° posto nel mondo per risultati sportivi, e questo si fa partendo dalle comunità. Credo che sia il valore assoluto che l'Italia riesce a mettere in campo, e su questo ognuno deve fare la sua parte. Ecco perché credo che il valore di queste persone che sono qui oggi dimostri che il lavoro di squadra fa la differenza, lo fa sempre, come in questo caso. Quindi vi auguro di passare una buonissima serata insieme a tutte le persone che sono qua, e vi voglio ringraziare. Vi voglio ringraziare perché i sorrisi dei ragazzi che superano i loro limiti quotidiani sono la benzina nel motore di quelli che quotidianamente lavorano per abbattere le barriere. Grazie a tutte e a tutti.
Grazie Vicepresidente. Ovviamente insomma ha poco bisogno di presentazione, però la presentiamo lo stesso, ci mancherebbe altro. La senatrice Giusy Versace, la politica è stata chiamata in causa anche questa sera in un paio di occasioni molto importanti. Insomma, la sintesi tra mondo paralimpico e politica credo che è meglio che nella sua figura non potesse essere sintetizzata. Un saluto anche da parte sua. Beh, grazie. Però mi date il microfono quasi alla fine, quando è stato già detto tutto o quasi. Intanto, Presidente, complimenti. Mi sento dire che io che giro dalla Val d'Aosta alla Sicilia, serate così partecipate, ben organizzate, importanti, il Gran Galà dello sport paralimpico, devo dire, mi resta nel cuore e io difficilmente l'ho visto in giro. Quindi complimenti innanzitutto per questa. Sono convinta che non sia stato facile organizzare, quindi insomma vado avanti. Allora, io vorrei dire 3 cose semplicissime. Spesso ho sentito anche il peso del ruolo che ricopro, perché uno dice vabbè, ma tanto mi sono spesso sentita dire in questi anni, ma te sei Giusy Versace, per te è tutto facile. Io stasera ho rincontrato anche amici atleti. Provo a parlare un po' lentamente anche per agevolare l'amica che sta con grande professionalità cercando di tradurre nella lingua dei segni. Poveretta, non vorrei essere al suo posto. Perché io tante volte mi sono sentita sola. Ho iniziato a correre nel 2010, quando in Italia dovette arrivare un sudafricano che voi ricorderete, si chiamava Oscar Pistorius, ok? E io diventai la Pistorius italiana solo perché sono stata la prima donna in Italia a correre senza 2 gambe. Quando anche all'interno del Comitato Paralimpico stesso qualcuno mi diceva lascia stare, dove vai? Non ne vale la pena, non hai il corpo d'atleta, poi cadi, poi ti fai male, poi sculetti. Non so come tradurrà sculetti, ma comunque io vivo a Milano da tanti anni, ma al terzo sculetti è venuta fuori la calabrese che in me e ho detto adesso corro per ripicca, muori. Io tutto sommato devo dire grazie oggi a quello che mi diceva lascia stare, non c'è nessuno che lo fa, perché sono stata la prima a farlo, ma dal 2010 ad oggi è cambiato il mondo. Io in quel tempo ero la Versace, la nipote di, poverina, quella che ha perso le gambe. Negli anni, grazie al racconto e al coraggio pure di giornalisti che attraverso le nostre imprese hanno saputo anche raccontare le nostre storie, grazie allo sport la gente ci guarda come atleti. Io sono poi diventata Giusy Versace, l'atleta, la ballerina. Poi qualcuno si ricorda che sono anche senatrice, ma quello pare contare meno. La cosa importante, no, è che ti riconosce anche meriti per quello che sei riuscita a fare nonostante quello che ti manca. Questo è il grande potere dello sport. E noi ne abbiamo un disperato bisogno, perché se vogliamo cambiare la cultura e l'approccio nel nostro paese dobbiamo appoggiare e promuovere lo sport. Io vedo qua la mia amica Sua Eccellenza, Sua Maestà, la Rossa Volante, la mia amica Francesca Porcellato, che è stata per me un faro anche quando io ho iniziato a correre, perché tra di noi ci ispiriamo anche a vicenda. Io vedevo lei che vinceva e cercavo di alzare l'asticella, ci siamo allenate insieme. Francesca ricorda sempre che i primi anni che lei partiva con la nazionale per andare a fare le gare, in aeroporto le hostess dicevano a quale santuario state andando? Oggi in aeroporto quando fanno i check-in gli dicono a quale gara state andando? Questo è il cambio culturale che noi volevamo e che è stato possibile anche grazie al prezioso sicuramente lavoro che il Comitato Paralimpico ha fatto. Però permettetemi di dire che il Comitato Paralimpico, se non ci fossero state federazioni e tecnici attenti, se non ci fosse stata la infinita determinazione degli atleti che non hanno mollato anche quando sono rimasti soli, non sarebbero oggi qui, né i vertici del Comitato Paralimpico né i vertici delle federazioni. Ci dobbiamo dire, noi atleti siamo spesso soli con noi stessi, e se poi arriviamo ad applaudire le medaglie, guardate che dietro le medaglie, lo dico per i non sportivi,
La medaglia non si improvvisa, non è che uno schiocco di dita arriva. Ogni quadriennio noi applaudiamo le medaglie che arrivano, ma dietro quella medaglia c'è sacrificio, sudore, impegno, c'è pianificazione, ogni medaglia è pianificata, no? Poi qualcosa può andare storto, ma c'è tutto un progetto dietro. Il problema, vedete Presidente, ve lo dico anche al Presidente del CONI che mi ha dato l'assist per ricordare una cosa, Presidente. La riforma dello sport, io l'ho vissuta perché nella scorsa legislatura ero deputato alla Camera e ho vissuto l'evoluzione di quella riforma, sicuramente imperfetta, certamente migliorabile, ma dentro cui c'è un articolo e un comma che oggi riconosce agli atleti paralimpici gli stessi diritti per entrare nei gruppi sportivi militari e corpi dello Stato. E per quelli che non sanno che cosa vuol dire stipendi, contributi, tutele sanitarie e la preziosa possibilità al termine della carriera agonistica di poter scegliere se congedarsi o prendere servizio, esattamente come succede agli atleti cosiddetti normodotati. E se io non avessi rischiato l'ulcera in quella legislatura alla Camera, e se io non avessi raccolto firme da destra a sinistra, perché questo è un tema trasversale, oggi quella roba lì non sarebbe legge e oggi più di 60 atleti paralimpici sono formalmente stipendiati dai gruppi sportivi grazie a quella legge. Grazie a quella legge. Ed è la premessa è una legge imperfetta, certamente migliorabile, ma dobbiamo anche riconoscere che dentro quella riforma c'è questa normativa, c'è questo articolo che garantisce questo e io ho voluto anche ricordarlo a questo microfono perché guardate che anche le leggi, e qui ci sono pure le consigliere che lo sanno, c'è dietro un lavoro impegnativo, non è che uno si scrive la legge in 2 mesi la fa, ti siedi, è complicato, il ventaglio delle necessità è vastissimo. Io spesso sento questo senso di frustrazione perché non ho la bacchetta magica, tante volte non so cosa rispondere ai ragazzi che mi dicono io non ho 10.000 euro per comprarmi una gamba come quella che usi tu per correre e me lo Stato non me le copre. Io mi sono battuta per stanziare dei fondi, i fondi vengono erogati alle regioni, ne parlavamo oggi a tavola, a volte le regioni sono costrette a fare dei bandi, questi bandi non sono propriamente pubblicizzati e molti non riescono ad accedere a quei fondi che restano chiusi in un cassetto. Io vorrei lasciare questo microfono lasciandovi anche questo messaggio di speranza, lasciatemi dire, che in Parlamento come in tutti gli ambienti anche istituzionali quello è uno spaccato della società. Troverai chi non fa niente e troverai chi si fa il mazzo. Questo succede a casa, succede al lavoro, succede alla posta, succede negli uffici, succede nelle federazioni. Sappiate che comunque mi sento di tranquillizzarvi sul fatto che anche in Parlamento dove io siedo non ci sono solo io che mi spendo per cercare di migliorare le normative, di stanziare fondi e di rispondere alle moltitudini infinite esigenze che il mondo dello sport avanza e che il mondo della disabilità chiede. Non ci sono io, siamo tanti, non si riesce spesso ad accontentare tutti, ma vi voglio lasciare con la consapevolezza che comunque l'attenzione c'è, la volontà pure, e con il tempo, pianificando adeguatamente pure gli interventi e le spese, io sono certa che le cose possono migliorare, perché in questi 10 anni io stessa ho toccato con mano che qualcosa di buono è stato fatto. Non abbiamo certamente risolto tutti i problemi, ma io, finché le mie gambe in carbonio mi tengono in piedi e mi permettono di continuare ad andare avanti e indietro, finché mi resta la voce, la voglia e la determinazione, sappiate che io continuerò a prestare il mio tempo e la mia voce anche a tutti quelli che comunque hanno bisogno di essere rappresentati, e credo che il mondo paralimpico abbia fortemente bisogno di continuare ad essere rappresentato e sostenuto. Io ci sono e ci sarò. Ma Gianluca, mi permetto di far lasciare l'applauso a Giusy Versace e soprattutto un complimento per il lungo fiato che ha, senatrice, perché è incredibile, delle frasi lunghissime e con un fiato, una tecnica incredibile. Ci ha raggiunto il mare vicino, il mare di Jesolo, l'assessore allo sport Bori Martina, che credo lasciamo la parola, vero Gianluca, prima del...
Grazie, buonasera a tutti. Sì, io vi porto i saluti dell'amministrazione di Jesolo, del nostro sindaco Christopher De Zotti. Purtroppo non potrò fermarvi con voi questa sera per impegni istituzionali, ma ci ho tenuto ad essere qui perché questa è una serata speciale. Io ringrazio la senatrice perché ho sentito il suo intervento, è stato veramente appassionato e ci ha lasciato con questa speranza. Noi a Jesolo teniamo moltissimo allo sport e all'inclusione. Io vedo qui che c'è anche l'onorevole Conte che ai tempi era parlamentare europea quando ci siamo candidati come città europea dello sport e siamo riusciti a vincere questo titolo esattamente quest'anno. Noi siamo città europea dello sport dopo la Regione Veneto, quindi c'è stato questo emblematico passaggio di bandiera proprio grazie alla combinazione dello sport e dell'inclusione. Ieri abbiamo inaugurato lo Youth League di Karate, che è un evento di portata internazionale. Siamo stati la prima città addirittura a ospitare i mondiali in Italia, che non erano mai venuti, ed abbiamo avuto una giornata intera dedicata all'inclusione e al campionato dedicato appunto a persone affette da sindrome di Down, atleti paralimpici e atleti autistici. Non solo, quest'anno noi abbiamo inaugurato 2 giorni fa lo Jesolo Stand Activity. Molti di voi ne avranno sentito parlare, è un presepe di sabbia che ha veramente fatto il giro del mondo fino a Papa Francesco, quindi è veramente molto suggestivo ed è una tradizione che si consuma da diversi anni e porta tantissimi turisti anche nella stagione invernale. Quest'anno per il primo anno le sculture sono tutte dedicate all'inclusione e ci sarà una scultura touch per i non vedenti, quindi sarà possibile anche per loro ammirare il presepe perché ci sono anche delle miniature touch sempre per non vedenti e sarà la prima volta nella storia dello Jesolo Stand Activity. Ma questo è solo emblematico, noi stiamo cercando di combinare l'inclusione un po' con tutte le discipline sportive e i grandi eventi internazionali che abbiamo. Il sindaco infatti ci ha tenuto a affidarmi anche la delega alle pari opportunità proprio per combinare questi 2 elementi che si sposano perfettamente. Sappiamo che lo sport ha dei valori molto profondi e lo sport si combina perfettamente con l'inclusione. Non solo, molti dei nostri atleti, delle nostre associazioni sportive paralimpiche tengono molto allo sport, rappresenta un momento fondamentale per i nostri ragazzi per evadere e quindi è giusto dare la possibilità a tutti. Io sono contentissima che il Parlamento stia perseguendo con molta grinta questo e mi auguro che si faccia sempre di più. Grazie. Bene. Ultimo, ma davvero non ultimo. Allora, prima è stato toccato un punto veramente importante. Il vicepresidente Giubilei ha toccato il punto della comunità, che è dove l'Italia riesce a fare la differenza, nella capacità di fare comunità, spesso in situazioni molto più disagiate rispetto ad altre realtà. Nello sport è proprio la regola, noi riusciamo a vincere un sacco avendo pochi impianti, è proprio la nostra capacità di fare comunità e di trovare stimoli che insomma difficilmente in altri posti possono essere trovati. Credo che nell'ambito di una comunità il ruolo di una realtà come Centromarca Banca sia davvero, davvero fondamentale, una banca vicina al territorio che anche questa sera sta continuando a dimostrare questa vocazione. Grazie. Con tutte queste istituzioni ci hanno presentato come istituzione, ma istituzione non siamo. Siamo un'azienda particolare, un'azienda la cui finalità è quella di sostenere la comunità, quella che oggi è stata usata più volte da chi mi ha preceduto. Noi crediamo nella comunità nel senso più ampio del termine. Noi abbiamo come finalità aziendale, siamo tra l'altro con un nome che non mi piace per niente, che si chiama banca, ma io la definisco un'azienda ad alto valore sociale. Per noi non è moda l'ISG, che oggi va di moda in tutte le aziende, la sostenibilità, il social, l'environment, l'ambiente, va benissimo, ma noi lo facciamo già da 130 anni, nel nostro statuto questa è la nostra funzione. Per noi non è uno sforzo, non è un'eccezione sostenere
lo sport in generale. Noi usiamo la parola sport come metafora, lo usiamo in tanti nostri convegni, la metafora di vita in generale. Mi piace quando è stato detto, tra l'altro scusate passo ogni tanto perché mi viene in mente qualche intervento, Giusy Versace ha detto la carrozzina olimpica che costa 10.000 euro. Noi le ultimissime Olimpiadi abbiamo sostenuto, abbiamo raccolto, non solo grazie a noi ma anche a noi, ma grazie alla comunità, siamo riusciti attraverso una nostra piattaforma, ma non sto qui a spiegarvi, gli 8-9 mila euro che servivano a questo atleta andare a Tokyo, mi ricordo che erano le Olimpiadi di Tokyo. Noi in particolare devo ringraziare Davide Giorgi perché questo è l'altro aspetto che secondo me è stata, no, almeno per me, lui presiedeva perché non lo è più, un'associazione importante qui del Terraglio dove io ero ospite, mi aveva invitato e avevo notato che non capivo perché si tuffavano, eravamo in piscina, si tuffavano atleti normodotati e atleti diversamente abili, e questo non lo capivo, ma quella è la grande differenza che mi ha fatto, tra virgolette, innamorare, se ce ne fosse stato bisogno, del fatto che lui mescolava, erano atleti, uno o l'altro erano atleti come persone normalissime. Questo sappiamo, ci sono state delle sfortune, ma cerchiamo per noi l'inclusione è un fattore importante. Quindi, usando l'ultima metafora che ci ha detto un giornalista, noi siamo dei membri di questa partita. Sì, è esattamente questo. Noi lo siamo, ma lo siamo sempre stati, non è una novità questa, attenzione. Siamo molto onorati che ci avete chiesto in qualche modo di far parte di questa squadra, giusto per usare la stessa metafora, e ci saremo ancora. Grazie e buona serata ancora. Grazie davvero. Allora direi, Matteo, facciamo spazio per una foto di gruppo fatta bene. Facciamo la foto di gruppo, i nostri poi fotografi sono già qui, ma credo abbiano avuto parecchio tempo per scattare i miglior momenti con voi in palcoscenico. Grazie, perché le autorità è simbolo di presenza, di partecipazione e di comunità sempre più attiva. Grazie ancora, l'applauso vi accompagna ai vostri tavoli nuovamente. Grazie. Ebbene, tra un po' vi lasceremo alla prima portata, quindi inizieremo con il gusto, no Gianluca? Però vedete come hanno atteso i nostri non atleti, ma bensì artisti. La musica ci ha ascoltato ed ora la ascolteremo di nuovo. Gianluca era Turandot. Il grande Puccini scrisse questa bellissima opera e devo dire che lei, questa donna, rappresenta un po' il portento di tante donne che sono qui presenti, soprattutto rappresentate dalla voce e dal fiato di Giusy. Ebbene, lei diceva: chi all'alba riuscirà a riscaldare il mio cuore sarà il prescelto, e così all'alba vincerò, canta il nostro principe Calaf. Di nuovo la voce di Vitali Kovalchuk. Richiedo la vostra attenzione qualche minuto ancora prima di dare inizio alla cena. Dirige la Stefani Saxophone Orchestra il maestro Luis Lanzarini. Nessun dorma. Nessun dorma. Scusate, chiediamo la vostra attenzione per qualche minuto e che la sala riprenda quell'atmosfera classica di un teatro d'opera. Grazie. Preghiamo davvero tutti di prendere posto, c'è un momento molto molto importante. Grazie.
Il tenore Vitali Kovalchuk dall'Ucraina, il maestro Luis Lanzarelli, che ha diretto magistralmente la Stefani Saxophone Orchestra del Conservatorio Stefani di Castelfranco Veneto, il nostro orgoglio trevigiano. Grazie. Gianluca, i brividi, eh? No, sì, infatti adesso dovrete essere molto bravi tutti a mangiare con i brividi alti così come credo che li abbiamo anche noi. Quindi Devo noi dire, adesso abbiamo una piccola Gianluca, i interruzione. brividi ci sono stati anche con gli interpreti Sì, LIS che sì. cantavano insieme. Io farei ancora un applauso a queste ragazze straordinarie, Straordinaria. perché io avevo la pelle d'oca davvero nell'ascoltare la musica e vedere vedere i questa gesti. straordinaria lingua. Bene, adesso allora spazio alla prima portata, poi ci rivediamo qui tra una mezz'oretta circa. Ok? Buona cena a tutti. Buona cena.
tanto Daniela deve avere Tra 5 minuti. Sì, va bene. che tra un paio di minuti riprendiamo, Sì. quindi la gente di riaccomodarsi al tavolo perché poi riprendere la Che cosa? Ma infatti iniziamo e basta. Vado intanto digli lo streaming che tra un paio di minuti iniziamo. Vai, ok. Ma gliel'ho già detto. Sì, no, più che altro magari faglielo insieme, che così magari si collega. Guarda, loro stanno finendo di sbarazzare. Sì. È andato via. Abbiamo già sistemato tutto, non preoccuparti. Ma perché? In parte è arrivato tardi. L'antipasto. Non lo so, non ho neanche visto il menù. Sì, l'antipasto. Bene, allora l'aumento del volume della musica annuncia che entriamo davvero in clima paralimpico vero. Stiamo per cominciare con la consegna delle onoreficenze, il vero motivo per cui siamo qui questa sera. C'è concitazione, c'è Sì, veramente c'è pathos. fermento durante questa prima portata qui seduti comodamente. Nel frattempo chiediamo a tutti di riprendere posto. Il nostro personale di sala sta terminando il débarrassé, o meglio, come si dice in italiano? Débarrassé, lo sbarazzo dei tavoli. Vediamo il presidente Giorgi contento, felice di vedere questa sala così gremita, così numerosa, tante belle persone, gli atleti che sono prontissimi. Gianluca? Sì. E quindi diamo inizio a questa premiazione. Siamo con il primo blocco di onoreficenze. Allora richiamo la vostra attenzione perché naturalmente gli atleti hanno faticato moltissimo per arrivare a ricevere questa onoreficenza, quindi credo che meritino davvero tutta l'attenzione della sala. L'onoreficenza che stiamo per consegnare è la stella al merito sportivo, che può essere concessa a società sportive, a federazioni, a enti di promozione, a dirigenti sportive e a personalità che con opere di segnalato impegno e con una positività di intenti manifesta abbiano lungamente servito lo sport ed in particolare naturalmente lo sport paralimpico. Le stelle vengono suddivise in bronzo, argento e oro e partiremo naturalmente come se fosse davvero un podio di un'Olimpiade con le stelle di bronzo. Allora, osservate adesso i maxi schermi perché man mano verranno proprio palesati, diciamo, i vincitori di questa importantissima onoreficenza. Prego Pietro. Cominciamo con Stefano Doimo. Naturalmente man mano che li chiamo li invito anche a raggiungere il palco. Samuele Fabian. Claudio Filippini. E un volto notissimo, Davide Giozet. Stefano Doimo riceve il premio per aver, diciamo, svolto il ruolo di presidente della Futsal Treviso dal 2016 al 2025 e poi dal 2021 al 2025 direttore sportivo nazionale della FISPIC Calcio B2 B3. Consegna Andrea Marin, assessore allo sport del comune di Montebelluna, suo concittadino. Samuele Fabian riceve l'onoreficenza per aver svolto dal 2015 ad oggi il ruolo di presidente della ASD Orange Bowl, prima squadra a promuovere la boccia paralimpica nel Veneto. Ormai è uno sport peraltro molto molto praticato. Consegna il premio il sindaco Filippo Giacinti di Albignasego. Claudio Filippini riceve la stella di bronzo per aver svolto nel 2009 e il 2017 il ruolo di vicepresidente della Olympic Basket Verona, affiliata alla FIPIC,
e poi dal 2017 al 2024 il ruolo di presidente dell'Olympic Basket Verona, sempre affiliata a FIPIC. Consegna il premio Andrea Iseppi, consigliere delegato allo sport del comune di Grezzana. Ed infine Davide Giozet riceve la stella di bronzo, un curriculum ovviamente sconfinato, ma insomma cerchiamo di condensarlo per i ruoli più diciamo dirigenziali. Dal 2016 ad oggi vicepresidente della ASD Padova Rugby, dal 2017 ad oggi presidente della ASD Sport Assi e dal 2021 ad oggi delegato provinciale CIP di Belluno. Io Gianluca... Se dovessimo elencare le medaglie paralimpiche che ha vinto quest'uomo, penso che staremo qua fino a stanotte. Chiamerei qui insieme consegna Cristian Roldo, sindaco di Sedico. Chiamiamo anche il consigliere regionale Sonia Brescancina, ancora in palcoscenico con noi a rappresentare la consegna delle pergamene e naturalmente la foto di rito. Ecco che raggiunge il consigliere Brescancin. Le pergamene sono state consegnate e l'applauso di questo pubblico meraviglioso. Primo gruppo delle stelle di bronzo al merito sportivo paralimpico. Grazie Bene. dunque. Grazie. Grazie per la vostra presenza, il vostro impegno. Invito allora Grazie la alle regia autorità a predisporre il secondo blocco. Sempre stelle di bronzo. Cominciamo con Carlo Maiello, Maurizio Menin, Giancarlo Moretto, Franco Repele. Invitiamo Monica Lucato, assistente sociale INAIL, a raggiungerci sul palco per la consegna delle pergamene e andiamo a leggere le motivazioni. Carlo Maiello, che riceve il premio da Antonio Fantin, delegato CIP provincia di Vicenza, ha un curriculum da dirigente sportivo importante. Dal 2001 al 2010 presidente della SD 2001, dal 2011 al 2021 presidente del Fini 2001 affiliata a FIPIC, dal 2015 al 2017 delegato regionale FIPIC, dal 2017 al 2024 presidente della Polisportiva Disabili Vicenza affiliata a FIPIC. Chiedo a tutti quanti se potete girarvi verso i nostri Verso i fotografi, fotografi, sì. Da questa parte, non proprio centrale. Maurizio Menin, insomma, che questa sera davvero è qua in multitasking, in tantissimi ruoli, ovviamente anche quello di membro della giunta del CIP regionale Veneto. Riceve la stella di bronzo per aver svolto dal 2008 al 2012 il ruolo di consigliere segretario di ASD Atletica Riviera del Brenta, che è una società molto importante di atletica leggera affiliata a FISPES. Dal 2012 al 2018 consigliere e segretario di Veneto Special Sport Atletica Due Torri di Noale, altra società estremamente importante del nostro panorama veneto. Dal 2017 ad oggi è delegato FISPES per il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano e poi, lo abbiamo appena detto, è uno dei nuovi componenti della giunta regionale del CIP Veneto. Giancarlo Moretto riceve la stella di bronzo per aver svolto dal 2007 al 2023 il ruolo di presidente del Circolo della Vela Mestre e dal 2008 al 2023 vicepresidente dell'associazione Vela Mestre per Tutti Onlus. Abbiamo scordato di citare la consegna a Maurizio Menin da parte di Diego Facchin, che è il consigliere delegato allo sport del comune di Pianiga. E poi Franco Repele, che riceve il premio da Gianluca Pedron, sindaco di Borgoricco, e riceve il premio per aver svolto dal 1999 al 2001 il ruolo di presidente della Padova Millennium Basket, società storica del basket veneto, 2001-2004 consigliere all'interno della stessa società, dal 2013 al 2016 vicepresidente della giunta CIP del Veneto e dal 2017 al 2023 rappresentante degli atleti in Consiglio regionale CIP Veneto. Abbiamo anche tra i premianti Mirko Castellani, che è anche lui membro della giunta del CIP Veneto. Una bella foto, un bel applauso. Grazie a tutti voi. Vi prego di scendere da quella parte, grazie alla vostra destra. E proseguiamo. Va detto che stavamo nell'organizzazione di questa serata, abbiamo provato più volte a trovare delle formule per accorciare un po' la serata. Il problema vero è che i veneti vincono troppo e quindi alla fine siamo costretti a fare delle serate lunghissime.
Allora, il terzo gruppo, stelle di bronzo. Questa volta si tratta di 3 società sportive. Partiamo con la ASD Calcio Veneto. Ritira il premio Catiuscia Peloso, che è la segretaria, e il tecnico Daniele Valente. Consegna il premio Aurora Zaia, membro della giunta regionale del CIP. La seconda società a ricevere il premio, la ENS Scaligera, ritira il premio Luca Spinelli e Massimo Baldini e consegna il prorettore dell'Università di Venezia, Elti Cattaruzza. La terza società a ricevere il premio è la ASD Arcieri del Castello, ritira il premio Roberto Gagliazzo e a consegnare il premio dovrebbe esserci il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Non c'è, quindi allora chiamiamo il delegato provinciale CIP di Treviso, Marco Mestriner, per la consegna. Eccolo in arrivo. Ciao. Sì, da questa parte così. Fatevi vedere tutti bene. Ovviamente abbiamo i fotografi qui nella parte centrale. Vi ringrazio veramente. E invece proseguiamo a questo punto, Gianluca, con il quarto gruppo, la Stella d'Argento al merito sportivo paralimpico. Qui ne abbiamo ben 3 e quindi chiamerei innanzitutto Tiziano Cenedese, il presidente CMB, per la consegna delle pergamene. Nel frattempo, grazie alle altre stelle del firmamento. Abbiamo fatto una foto qui. Allora chiamerei Tiziano Cenedese, presidente. Eccolo qui, presidente, non l'ho vista, mi ha raggiunto dalle spalle. Buonasera. E insieme a Dainese Pierino, Stella d'Argento al merito sportivo paralimpico, un curriculum lunghissimo. Giacometti Davide, assessore allo sport del comune di Ponte San Nicolò. Buonasera assessore. Una foto. Il curriculum è lunghissimo, dal 2010 fino al 2021 direttore sportivo settore handbike della società Pola Varese, poi a metà della carriera 2013-2021 presidente società SD Mil Sport Italia e poi nel 2021 ad oggi presidente società SD Restart Sport Academy. Veramente complimenti, grazie a Dainese Pierino. Grazie all'assessore e grazie al presidente che sta qui con noi, presidente ancora. Vado a chiamare il sindaco di Montebelluna, Bordin D'Alberto, che è l'assessore allo sport Andrea Marin. Sì. Andrea Marin, l'assessore di Montebelluna, che ci raggiunge in palco per consegnare la Stella d'Argento a ASD Sport Life Onlus di Montebelluna. Ritirano il premio Marcuzzo Daniela. Ben trovata Daniela, assessore. Stella d'Argento al merito sportivo, società fondata nel 1986 e oggi una realtà consolidata nel panorama sportivo veneto, con circa 200 soci e sostenitori, di cui 150 atleti praticanti. Le attività proposte spaziano tra diverse discipline, tra cui il nuoto agonistico, le attività motoria e riabilitativa in acqua per bambini e adulti, tennis tavolo, judo adattato, golf, calcio a 5 unificato, attività motorie in palestra, teatro integrato e coro. Di tutto, di tutto. La finalità principale che ancora oggi guida l'associazione è quella di avvicinare al mondo dello sport i giovani con disabilità intellettiva, relazionale e fisica.
offrendo a ciascuno la possibilità di praticare una disciplina sportiva anche a livello agonistico nel rispetto delle proprie capacità e potenzialità. Ancora complimenti, la stella d'argento al merito sportivo paralimpico a ASD Sport Live Onlus Montebelluna. Grazie Daniela di nuovo. E rimane ancora il presidente cenedese qui con noi in palcoscenico, perché andiamo a premiare la nostra Polisportiva Terraglio. Ecco questo grande gruppo di cui si parlava precedentemente, e a questo punto non più nella veste di collega conduttore della serata, bensì presidente della Polisportiva Terraglio, Gianluca Galzerano, accompagnato dal vicepresidente Giovanni Pozzi. Davide Giorgi, presidente Regione Veneto del Comitato Italiano Paralimpico, qui con noi in palcoscenico per ovviamente omaggiare, anche con una foto con Davide Giorgi che vi sta raggiungendo. La Polisportiva Terraglio opera dal 1985 presso la propria sede di Mestre nella gestione di un impianto multidisciplinare con piscine e palestre, avendo fondato poi nel 2004 un centro riabilitativo accreditato e convenzionato con le strutture sanitarie per la presa in carico della media e grave disabilità. L'impresa sociale Fisiosport Terraglio. Grazie Presidente, ancora, grazie molte. Negli anni ha sviluppato un modello che interpreta la pratica sportiva come leva di inclusione sociale e di crescita personale, caro Presidente, quante cose belle, occupandosi sia di agonismo olimpico che paralimpico. Sono attualmente 11 le discipline CIP ospitate, quindi un grande evento, ed in parallelo di attività adattate per persone fragili o con disabilità fisica e intellettiva. Bene, allora proseguiamo. Siamo con il quinto gruppo di premiati, stiamo passando ad un altro premio, la Palma al merito tecnico paralimpico. È un'onorificenza che è concessa ai tecnici che si siano distinti per l'ottenimento da parte dei loro atleti o delle loro squadre di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile. La Palma al merito ha 3 gradi distinti di assegnazione: la Palma d'Oro, che spetta a chi ha almeno 30 anni di attività svolta come tecnico sportivo, la Palma d'Argento, 20 anni di attività, e di bronzo, 12 anni di attività. Abbiamo un gruppo di 4 premiati questa sera, partiamo con Massimiliano Cricco, poi Claudio Moretta, Buonasera, benvenuto. poi Laura Rigato e poi anche Franco Tessari. Invitiamo la neoconsigliera regionale Rosanna Conte a raggiungerci per la consegna della pergamena e cominciamo ad elencare i curriculum di questi grandi tecnici. Massimiliano Cricco riceve il premio per aver svolto dal 2009 al 2018 il ruolo di allenatore capo della Polisportiva Nord-Est Gradisca e dal 2018 al 2023 l'allenatore capo della PDM Treviso. Consegna Nicolino Biasin, assessore allo sport di San Michele al Tagliamento. Per quanto riguarda Claudio Moretta, invece, dal 2003 al 2020 tecnico della ASD Scorpions Varese, affiliata alla FIPS, di cui abbiamo anche la presenza del presidente federale, con il premiante Elisa Colomberotto, consigliere comunale di Sovramonte. Laura Rigato, dal 1995 al 2004 è stato tecnico nuoto FISDIR presso la società ASD Aspea Padova Onlus con grandi risultati, e premia Gianmaria Boscaro, sindaco di Vigonza. Mentre per quanto riguarda Franco Tessari, dal 2011 al 2017 assistente tecnico nazionale italiana di rugby in carrozzina, dal 2017 a tutt'oggi commissario tecnico della nazionale italiana di rugby in carrozzina e dal 2011 a tutt'oggi tecnico della ASD Padova Rugby, che vince scudetti a raffica nel wheelchair rugby. Premia Maurizio Menin della giunta regionale del CIP. Facciamo davvero un grande applauso a questo blocco di premiati. Allora preghiamo di lasciare libero il corridoio lì in mezzo perché c'è la diretta streaming, ok?
Per piacere, se vi spostate dai mezzo, perché c'è la diretta streaming proprio da lì. Grazie a voi, una bella foto. Grazie. Allora aspettate che i fotografi abbiano finito, naturalmente. Alle istituzioni, al consigliere regionale Conte, a tutti i sindaci, assessori. Bene. Proseguiamo, Matteo? Sì. E andiamo con la medaglia al valore atletico paralimpico, quindi viene conferita agli atleti italiani sulla base di risultati sportivi ottenuti in ambito internazionale. Essa ha 3 distinti gradi: il bronzo, l'argento e l'oro. In questo caso il sesto gruppo, la medaglia al valore atletico paralimpico, con adesso qui voglio pronunciarlo bene, Gianluca, spero, Ahmed Raurai, che invitiamo qui subito con noi in palcoscenico. Agostini Marianna, Rizzato Omar, Casara Federico, Palazzo Miscia, ritira il premio Xenia Francesca Palazzo, la sorella. Attilio Marzaro, assessore allo sport del comune di San Piero, che premierà con la medaglia al valore atletico paralimpico di bronzo Raurai Ahmed, società Padova Millennium Basket, disciplina basket in carrozzina. Campionati mondiali di basket in carrozzina, Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 9 al 20 giugno 2023, quinto classificato. Un complimento ad Ahmed. E poi Agostini Marianna, società ASD Active Sport, con la disciplina del ciclismo, campionati mondiali UIC Paracycling su strada 2023 a Glasgow in Scozia. Dal 9 al 13 agosto 2023, ottavo posto, prova a cronometro categoria B. E questa la nostra Agostini Marianna, premiata dal consigliere Maurizio Menin. Premia il sindaco di Stanghella Belluco Cristina invece Rizzato Omar, società ASD Active Sport, sempre ciclismo, campionati mondiali UIC Paracycling su strada 2023 Glasgow, e dal 9 al 13 agosto 2023 l'ottavo posto, sempre prova a cronometro categoria H2. Complimenti. L'assessore allo sport di Monselice, Roveroni Gianmarco, premia Casara Federico, società Verona Swimming Team, ovviamente il nuoto, Virtus Global Games in Vichy, en France, in Francia, dal 4 al 10 giugno 2023, quarto posto, nuoto 50 dorso, 100 e 200 metri stile libero, 100 farfalla. Tutte queste cose, complimenti. E poi Palazzo Miscia, ritira il premio la sorella Xenia Francesca Palazzo, società ASD Verona Swimming Team, nuoto, Virtus Global Games Vichy in Francia dal 4 al 10 giugno 2023, quinto posto, nuoto 50 e 100 metri rana. Incredibile, e consegna il premio Aurora Zaia della giunta del comitato regionale Veneto. Già ritirato, una splendida foto di gruppo e di ricordo di questi premiati. Grazie. L'applauso di questa sala numerosa. Grazie. Grazie da quella parte. Tanti sono i premiati, Gianluca. Tanti premiati, sì. Incredibile, stiamo correndo però. Lo dicevamo prima, si vince troppo qua in Veneto. Io però devo tornare a fare un po' quello che bacchetta, perché davvero queste persone hanno faticato tantissimo per ricevere questi premi, quindi se riuscite a tenere un po' più basso il volume della vostra conversazione vi ringraziamo davvero tanto, è per loro. Allora partiamo con il settimo gruppo. Medaglia al valore atletico paralimpico d'argento. Partiamo con Federico Crosara, con Giulia Ruffato
con Asia Pellizzari. Riceverebbero il premio anche Silvia Biasi e Matteo De Rossi, ma sono oggi assenti. Quindi diamo tutta la visibilità e lo spazio possibile a Federico Crosara, premia il presidente del CONI regionale Veneto, il professor Dino Ponchio, che invito a raggiungerci qui sul palco. Allora, Federico Crosara riceve il premio in rappresentanza della Fondazione Bentegodi, disciplina tennis tavolo. Ha ottenuto come risultato il campionato europeo paralimpico di tennis tavolo di Sheffield nel Regno Unito, nel primo posto nel doppio misto classe 4, quindi una medaglia d'oro ad un campionato europeo. Giulia Ruffato, che rappresenta la ASD Restart Sport Academy nella disciplina del ciclismo, ha ottenuto il terzo posto nella prova cronometro H4 ai campionati mondiali UCI di paracycling su strada del 2023 a Glasgow. Asia Pellizzari, che rappresenta gli arcieri del Castello, quindi ovviamente la disciplina del tiro con l'arco, e ha portato a casa un secondo posto, quindi una medaglia d'argento, tiro alla targa all'aperto categoria V1 individuale ai campionati mondiali di tiro con l'arco paralimpico di Pilsen nella Repubblica Ceca. Quindi davvero un grandissimo applauso a questi super atleti. Preghiamo sempre di lasciare libero il corridoio centrale, grazie. C'è sempre la diretta streaming, mi raccomando, chi da casa ci segue, chi non ha la possibilità di essere qui con noi questa sera presenti a vivere le emozioni dal vivo. Allora, quando i fotografi ci danno l'ok che possiamo liberarli, perfetto. Grazie bene. molte, grazie ancora. Bene, allora abbiamo terminato con questa seconda parte di serata. Adesso naturalmente verrà servita la seconda portata e ci rivediamo sempre tra una mezz'ora circa per il proseguio. Grazie a tutti. Beh, ogni tanto fate un brindisi in queste tavole rotonde, il brindisi allo sport e a tutti questi premiati di questa serata. Buona continuazione di cena, a più tardi.
Ben ritrovati, stiamo terminando con lo sbarazzo dei tavoli e siamo pronti per andare alla prossima, non dico corsa, però insomma stiamo facendo del nostro meglio affinché queste premiazioni siano il meno noiose possibili, vero, per tutti voi. E diciamo che questo nuovo format, attraverso il cibo, attraverso la conversazione, un conviviale vero e proprio, possa essere gradito a tutti voi qui questa sera. Allora, caro Gianluca, abbiamo dei saluti da fare. Sì. Allora, abbiamo molti presidenti di federazione, delegati, eccetera, che hanno voluto essere qui con noi questa sera, per cui doverosamente facciamo un bel applauso ai nomi che stiamo per chiamare. Quindi allora Tiziana Bertoldo, presidente della Fidesm del Veneto, Giulia Callegari, delegata regionale della FISDIR del Veneto, Mendola Calogerina, delegata regionale del Veneto FSSI, Nicola Campi, presidente della FITET Veneto, Tommasino Capuccio, presidente della FIPSAS Veneto, Fabio Cestaro, mio caro amico, presidente della FITRI Veneto, Giulio Cosaro, delegato regionale del Veneto della FISPIC, Michele De Conti, presidente della FIPA Veneto, Maddalena Ferro, consigliere nazionale FITRI, Antonio Guizzo, presidente della Federazione Italiana Basket del Veneto, Marco Lattini, presidente della FITARCO del Veneto, Francesco Pagnan, delegato regionale Veneto della FIMP, Saverio Pellegrino, delegato regionale Veneto della FIPIC, ed infine Alberto Spiniella, presidente FIS Veneto. Un applauso per tutti voi, grazie di essere qui con noi questa sera e grazie per il lavoro che fate con il vostro ruolo da dirigenti sportivi. Allora, passiamo ad un altro premio, Matteo. Andiamo al premio La Vittoria Alata, che probabilmente avete già visto anche essere consegnata nei tavoli di questa serata. Insomma, un premio molto importante per le nostre edizioni del Comitato Italiano Paralimpico Regione Veneto. È il riconoscimento conferito appunto dal CIP agli atleti veneti che nel corso della stagione agonistica 2024 hanno conquistato un titolo europeo, mondiale o una medaglia ai Giochi Paralimpici. E quindi i titoli europei, lo vedrete nei nostri schermi, a Bertolaso Maria Alberto, Mario Alberto Bertolaso, ahimè, Carretta Marco e Piran Daniele. Stanno già consegnando i premi, ma te se vuoi dire anche i premianti. Esatto, Antonio Paoli, prorettore Università di Padova, benvenuto. Consegna a Bertolaso Mario Alberto, società Anthropos Civitanova Marche, atletica leggera, Open European Athletics Championship, Uppsala Svezia, addirittura il 13 e 15 giugno 2024, primo posto staffetta 4% a Bertolaso Maria Alberto. E poi abbiamo Carretta Marco e Bez Giacomo, consigliere comunale di Vicenza, che salutiamo, la bellissima Vicenza, la società ASD Sordi Città-No, un tennista, quindi il tennis protagonista, European DF Championship Tennis Villach in Austria in giugno del 2024, pensate, primo posto singolare maschile per Carretta Marco. Dino Ponchio, presidente CONI Veneto, che ritroviamo in palco con Pusinic Daniele, giunta CIP Veneto, che premia Piran Daniele della società ASD Arco Club Bolzano Vicentino. Il tiro con l'arco, in questo caso, medaglia al valore atletico paralimpico d'argento, campionati mondiali di tiro con l'arco paralimpico a Pilsen, Repubblica Ceca, nel luglio 2023, e il secondo posto, tiro alla targa all'aperto Visually Impaired, primo individuale. E poi vittoria Alata per il suo titolo europeo. Para Archery European Championships, e qui con l'inglese stasera, caro Gianluca, 2024, Roma nel 2024 e primo posto individuale per il nostro Piran Daniele.
Grazie, le foto di Un rito. grande applauso a questi atleti che onorano l'Italia nel mondo e in Europa. Grazie molte, grazie a chi ha premiato e grazie ai nostri atleti. Allora passiamo al gruppo dei titoli mondiali e qui chiamiamo veramente dei campionissimi che con grande orgoglio da presidente della Polisportiva Terraglio premio molto ma molto volentieri. Allora abbiamo l'onore di avere qui con noi oggi sul palco Cristian Clemente, Alvise Costantini, Michela Dal Bianco e Chiara Girotto. Consegna Mirko Castellani, Grande che oltre Cristian, che essere membro benvenuto della giunta regionale del CIP Veneto è anche l'allenatore di 3 di questi ragazzi. Quindi complimenti Cristian Clemente. Oggi ritira un premio per la sua disciplina natatoria, la seconda, perché è un grande nuotatore, ma ha deciso di fare anche apnea. Quindi con il Club Sommozzatori Mestre si è laureato campione mondiale paralimpico di apnea indoor a Lignano Sabbia d'Oro, primo posto in apnea dinamica senza attrezzi, primo posto in apnea dinamica con pinne, primo posto in apnea statica. 3 medaglie d'oro, grandissimo Cristian Clemente. Alvise Costantini, sempre per Club Sommozzatori Mestre, ha vinto il primo posto nella 25 metri di apnea FFS1, quindi un grandissimo risultato, il campione mondiale Alvise Costantini. Michela Dal Bianco, sempre per l'apnea Club Sommozzatori Rovigo, questa volta ha ottenuto il primo posto ai mondiali paralimpici che si sono svolti a Lignano Sabbia d'Oro nel 2024 in apnea statica ed in apnea dinamica senza attrezzi, 2 medaglie d'oro al mondiale, quindi bravissima Michela. Ed infine Chiara Girotto, anche lei della Polisportiva Terraglio, in questo caso rappresenta il Club Sommozzatori Mestre, anche lei 2 medaglie d'oro addirittura al campionato mondiale del 2024 Lignano Sabbia d'Oro, primo posto in apnea dinamica senza attrezzi, in apnea dinamica con pinne e primo posto anche in apnea statica. Quindi grandissima Chiara Girotto, premiata in questo caso da Daniele Pusinic della giunta del CIP regionale Veneto. La foto di rito, grandi, Via da grazie mezzo. molte. E andiamo con ancora dei titoli mondiali, vero Gianluca? Un altro gruppo di meritevolissimi atleti con, eccola qua, la nostra Marta Pozzi, con Travalghini Fabio e poi Giulia Lo Schiavo. E l'applauso continua per Pertile Giulia, quante Giulia. Ed infine Zaramella Giovanni Michelangelo. Qui vi metto qui al centro, se venite qui al centro, grazie. Allora Davide Giorgi, presidente CIP regionale Veneto, premia alcuni di questi atleti insieme con Enrico Maria Pavan, che chiamiamo sul palco, assessore allo sport del comune di Vogliano Veneto, che ci ospita, a Giulia Callegari, delegata FISDIR del Veneto, e a Paolo Geremia, assessore alla cultura del comune di Cittadella. Pozzi Marta, società SD Club Sommozzatori Mestre, apnea, campionato mondiale paralimpico di nuoto pinnato, Lignano Sabbia d'Oro, pensate nel 2024, primo posto apnea dinamica con monopinna. E questa è la Campionessa nostra Marta. mondiale. Campionessa mondiale. E poi Fabio Travalghini, SSD Club Sommozzatori Rovigo, apnea, campionato mondiale paralimpico di nuoto pinnato, primo posto a novembre del 2024 a Lignano Sabbia d'Oro, apnea dinamica con pinne. E questo è il nostro Travalghini. Fabio. Questa la premio io. La nostra bellissima e bravissima Giulia Lo Schiavo, che della Polisportiva Terraglio, ma che per il Club Sommozzatori Mestre ha vinto un numero sconfinato di medaglie d'oro ai mondiali sempre di Lignano Sabbia d'Oro 2024, ben 5 medaglie d'oro. Giulia Lo Schiavo, primo posto in apnea dinamica senza attrezzi, primo posto in apnea dinamica con monopinna, primo posto in apnea statica, primo posto in 25 metri di apnea e primo posto in 50 metri pinne.
è la Pellegrini dell'apnea paralimpica. Gianluca, c'è qualcuno che qui vuole essere chiamato subito? Allora lo chiamiamo subito. Vai. Il nostro Zaramella Giovanni Michelangelo della società Grandissimo. Aspea Padova. Atletica leggera. Ascolta Giovanni Michelangelo, possiamo dire, allora, Treson Games, sei andato in Turchia nel 2024, primo posto, staffetta 4x400 categoria e primo posto staffetta 4%, Zaramella Giovanni Michelangelo. Presidente Giorgi, questo va assunto assolutamente per l'anno prossimo per condurre la serata. Ti ha premiato l'assessore alla cultura di Cittadella, Sì, non caramelle. Oh, ma preso ancora, non sento! Numero 1 assoluto, grandissimo. E però poi non possiamo saltare naturalmente. No, assolutamente. Bertile Giulia, società Aspea Padova, l'atletica leggera, Treson Games, anche lei in Turchia nel 2024, il primo posto 800 metri marcia e il primo posto staffetta 4%. Complimenti Giulia, Bertile. Li abbiamo chiamati tutti di questo gruppo? Sì, allora, se i fotografi sono a posto, ok. Grazie ancora, grazie ancora. E siccome i veneti vincono veramente anche troppo, rischiando di diventare antipatici nel mondo, non è assolutamente vero, andiamo con il prossimo gruppo. Sono altre 5 medaglie d'oro, titoli mondiali per Aurora Zonta, Gianmaria Roncato, ci vuole l'applauso. Anna Maria Corato, Daniele Furlanis e Stefano Barollo. Stanno arrivando di corsa, ben arrivate Allora sul chiamiamo podio. a premiare Aurora Zonta Antonio Chiminello, assessore allo sport e cultura di Cassola, a premiare Gianmaria Roncato Cristian Pastro, assessore al comune di Vedelago, con Andrea Piccillo, presidente nazionale della FIPS, che ci onora della sua presenza questa sera. Anna Maria Corato invece verrà premiata da Giacomo Bezza, consigliere comunale di Vicenza. Daniele Furlanis viene premiato da Riccardo Fiorina, assessore ai lavori pubblici e associazione politica giovanili di Concordia Sagittaria. Ed infine Stefano Barollo, premiato dalla mitica Elisabetta Betty Pusiol, direttrice regionale di Special Olympics. Allora, Aurora Zonta, che rappresenta la ginnastica junior 2000 nella ginnastica artistica ai Treson Games in Turchia ad Antalya, ha vinto il primo posto, la medaglia d'oro alla trave. Gianmaria Roncato, Sport Life Onlus Montebelluna, naturalmente nel nuoto, riceve 2 premi in un colpo solo, quindi la vittoria lata appunto per il titolo mondiale vinto sempre in Turchia nella staffetta 4x200 e anche la medaglia al valore atletico paralimpico d'oro ai Virtual Games Global Games di Vichy in Francia, secondo posto nei 200 metri d'orso nel nuoto. Anna Maria Corato invece del nuoto Pinnato Vicenza ha vinto il campionato mondiale a Lignano Sabbiadoro nel 2024 nei 25 metri con pinne e nei 50 metri con pinne. Daniele Furlanis della ASD Pinna Sub San Vito, sempre nel nuoto pinnato, sempre a Lignano Sabbiadoro nel 2025, campione mondiale nei 100 metri monopinna. Ed infine Stefano Barollo, ASD Sport in Veneto, nella pallacanestro ai Treson Games di Antalya in Turchia, campione mondiale con il basket. Che gruppo straordinario anche questo, non c'è la stessa forza di prima, ma ci siamo vicini. Lo dobbiamo prendere come comunicatore. Grazie ancora, la foto di rito e l'applauso del pubblico di questa sera, di questo gran galà. 7ª edizione 2025. Grazie. Volete stare ancora qui? Special Olympics presente sempre. Peraltro quest'anno Gianluca anche Special Olympics, i mondiali, grandi risultati.
bellissime iniziative, progetti incredibili. Allora, adesso andiamo in Francia, ci trasferiamo a Parigi perché, come ben sapete, ricorderete tutti, il 2024 è stato l'anno dei Giochi Paralimpici di Parigi, tantissime soddisfazioni, tantissime medaglie per l'Italia. Abbiamo un gruppo di 4 medagliati. Partiamo con Antonio Fantin, che viene rappresentato dalla mamma Sandra Benedetta, che invitiamo a raggiungerci sul palco. Xenia Palazzo, la mitica, fantastica Bebe Vio, rappresentata dai suoi genitori. E Federico Falco. Allora, a premiare chiamiamo Nicolino Biasin, assessore allo sport di San Michele al Tagliamento per Antonio Fantin, Claudio Toninel, delegato CIP per la provincia di Verona per la premiazione a Xenia Palazzo. Poi naturalmente il sindaco, anzi facciamo Pavan, ok? Torni su il sindaco, perfetto, prego sindaco. Ok, allora Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, che torna sul palco per premiare Bebe Vio virtualmente, ma in live, diciamo, i suoi genitori, che sono naturalmente Teresa Grandis e Ruggero Vio, che hanno un ruolo fondamentale nei successi della mitica Bebe. Ciao Teresa. E poi naturalmente Federico Falco, che viene premiato da Nicolò Toscano, vicepresidente del CIP Veneto. Davvero qua siamo di fronte all'eccellenza assoluta dello sport non paralimpico, dello sport italiano, e che ci hanno veramente fatto emozionare a Parigi con delle imprese straordinarie. Quindi direi che potete spellarvi le mani un'altra volta, perché questi veramente, ragazzi, ci fanno rendere orgogliosi di essere italiani e veneti naturalmente. Grazie a tutti voi, grazie ancora. E andiamo avanti, caro Gianluca, ancora con medaglie paralimpiche. Ne abbiamo altri 3, addirittura uno con un doppio premio. Eccoli qui dagli schermi, arrivano subito. Parigi 2024 a Tonon Paolo. Ritira il premio il padre, Travisani Stefano. E l'applauso sempre di tutti voi. Ed infine Francesca Tarantello. Il sindaco di Orsago, Mion Giancarlo, che premia il nostro Tonon Paolo, Tiziano Cenedesi, ovviamente il presidente. Sì, no, in effetti il sindaco è assente, per cui premia Tiziano Cenedese, presidente di Centro Marca Banca, e accompagnato anche da Nicolò Toscano, che dovrà tornare su in rampa. Poi c'è il vicepresidente CIP nazionale, Riccardo Giubilei, che invitiamo a raggiungerci qui sul palco, sei già qua? Molto bene. E poi Davide Giorgi, l'immancabile, che anche lui ormai ha preso la residenza sul palco. Tonon Paolo, Società Arcieri del Castello, tiro con l'arco, campionati mondiali in tiro con l'arco paralimpico, Pilsen, Repubblica Ceca 2023, secondo posto al tiro alla targa all'aperto, W1 a squadre. E poi Vittoria Lata, medaglia Giochi Paralimpici, bronzo Mixed Team V1, quindi un grande risultato per Tonon Paolo. Travisani Stefano, invece la società GS Paralimpico Difesa, tiro con l'arco, risultati oro Mixed Team ricurvo Open, quindi complimentissimi. Dietro c'è anche il presidente Davide Giorgi, che sta premiando, è orgoglioso di questi premi. E poi Francesca Tarantello, società Valdigne Triathlon, e quindi argento, qui Gianluca come lo devo pronunciare? PTV femminile? PTVI in inglese, ok, grazie. Un applauso ancora a questi meravigliosi atleti con medaglie paralimpiche. Ai Giochi Paralimpici, sì. Allora invitiamo Davide Giorgi e il vicepresidente Giubilei a restare comunque sul palco, gli altri invece, una volta terminate le foto, grazie. Il presidente deve tornare su. L'hanno scritto sull'altra pagina. Bene, allora restano sul palco appunto Davide Giorgi.
il vicepresidente Giubilei e Tiziano Cenedese, presidente di Centromarca Banca. Allora, adesso è un momento molto molto importante perché stiamo per consegnare i premi speciali, quelli che hanno davvero delle motivazioni molto importanti. Stiamo per consegnare il premio Fair Play Panathlon. È un premio estremamente importante per quello che il Panathlon fa per la diffusione della cultura e dei valori dello sport nel nostro paese da tantissimo tempo, e naturalmente con orgoglio possiamo dire che il Panathlon International è nato proprio in Veneto e a Venezia in particolare. Il Panathlon International è un'associazione benemerita del Comitato Italiano Paralimpico ed è da sempre impegnato nella promozione dei valori più autentici dello sport: il rispetto, la lealtà, l'impegno e l'attenzione verso l'altro. Il premio Fair Play Panathlon è fortemente voluto dal Panathlon Veneto, Trentino Alto Adige e Sud Tirol e rappresenta uno dei momenti più significativi di questo impegno, perché celebra non solo il gesto sportivo, ma soprattutto la qualità morale di chi lo compie. Oggi abbiamo l'onore di premiare un atleta che dentro e fuori dal campo ha saputo distinguersi per correttezza, generosità e spirito di collaborazione. Un esempio concreto di come lo sport possa formare persone capaci di ispirare il prossimo non solo con le prestazioni, ma con il modo di essere. Invitiamo alla consegna del premio, prima di svelare il premiato, Giuseppe Falco, governatore del Panathlon Veneto, Trentino Alto Adige e Sud Tirol, e Diego Vecchiato, che è il presidente del Panathlon Venezia e vicepresidente della stessa area di cui il dottor Falco è il presidente. Posso? Sin dalla nascita, parliamo degli anni 50, il mondo panatletico ha sempre dialogato e discusso col mondo sportivo, in particolare col mondo sportivo degli atleti che presentavano maggiori difficoltà. Ecco quindi che ha dialogato e discusso con l'ASPI, Associazione Nazionale Sportivi Paraplegici, con la FISHA, Federazione Italiana Sport Handicap, e con la FISD, Federazione Italiana Sport Disabili, e infine col CIP, che come immagino sappiate tutti, dal 2017 è ente di diritto pubblico, quindi parità con il CONI. Tra le varie carte del Panathlon c'è la carta dei diritti dei giovani a poter praticare lo sport, dei doveri dei genitori affinché i propri figli possano praticare lo sport, e c'è anche la carta del fair play, che ha 4 filoni. Non svelo il motivo di stasera, dico solo che il filone alla carriera si esclude perché il premiato non è certo anziano. Grazie. Non è certo anziano. Non è certo anziano, e allora, sperando che non faccia un infarto in sala quando saprà di aver vinto questo premio, chiamiamo Nicolò Toscano a ricevere il premio Panathlon 2025, vicepresidente della giunta regionale del CIP Veneto. È un atleta padovano, classe 1990, che si avvicina al rugby in carrozzina nel 2011 dopo un infortunio sul lavoro, proprio nell'anno in cui questa disciplina debutta in Italia. Da quel momento il suo percorso sportivo e umano cresce con costanza e determinazione. Nel 2015, oltre che atleta, diventa presidente della Padova Rugby, società con cui ha poi conquistato ben 8 scudetti e 5 supercoppe. Parallelamente, dal 2012 veste anche i colori della nazionale italiana di wheelchair rugby, di cui è vice capitano. Con la maglia azzurra ha partecipato a 3 campionati europei, raggiungendo il 7° posto ad Anversa nel 2013. In ogni competizione Nicolò si distingue non solo per abilità tecniche, ma anche per la sua capacità di tenere unita la squadra, di gestire le situazioni più delicate e soprattutto per il suo marcato senso del fair play, qualità che lo rendono un riferimento riconosciuto dentro e fuori dal campo. Il suo impegno va ben oltre la dimensione agonistica, perché dal 2017 è anche membro della giunta del CIP Veneto, diventandone vicepresidente proprio quest'anno ad aprile. È un ruolo che rafforza ulteriormente la sua missione di promuovere l'inclusione del rispetto e una cultura sportiva fondata su valori. Da anni porta la propria testimonianza nelle scuole e nei convegni, dialogando con giovani adulti e trasmettendo entusiasmo, passione e una visione dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Proprio questa esperienza lo ha spinto a tornare sui libri, tanto che nel 2024 si è laureato, entrando a far parte dell'albo degli educatori professionali, coronando un percorso dedicato all'impegno sociale e alla diffusione dei valori positivi dello sport paralimpico.
Nicolò Toscano. E non solo, nel 2025 convola addirittura a nozze il nostro Nicolò, quindi tanti sorrisi, tante emozioni in questo anno per Nicolò Toscano. Il premio conferito da Panathlon Venezia. È semplicemente una targa con la dedica a Nicolò, è una targa fatta del sasso del Piave, quindi è una caratteristica nostra del Panathlon. Grazie. Ancora una foto di rito a memoria. E poi una bottiglia di bollicine Andreola che ovviamente fa parte dei nostri sponsor che hanno ringraziamo aderito tantissimo, esattamente, con generosità a consegnare a tutti i nostri premiati questo ricordo, soprattutto frizzante. Tra i meriti di Nicolò naturalmente c'è anche quello di resistere a un presidente come Davide Giorgi, che non è assolutamente facile. E poi ricordiamo, Gianluca, che questi premi, quelli che stiamo conferendo adesso, sono assolutamente a sorpresa, cioè il premiato non è a conoscenza. Non proprio tutti, ma insomma lui siamo stati bravi. Grazie siamo a stati Panathlon, bravi. grazie a voi. Ed ora, caro Gianluca, passiamo a un altro premio speciale, un premio realizzato quest'anno nel 2025. È il premio Ethos che Fondazione Festo ha deciso di istituire, dedicandolo all'etica, alla bellezza e alla responsabilità sposate al movimento paralimpico. Chiamiamo sul palco a premiare Domenica Galimberti, che è consigliere della Fondazione Festo ed è ispettore capitano della Croce Rossa di Belluno, uno dei tanti personaggi straordinari presenti qui questa sera. E poi Marco Varisco, che è il creatore del premio, proprio l'artista e il maestro del vetro che ha voluto creare il premio Ethos. Qui, siccome Matteo, io ho anche questo doppio ruolo di presidente della Polisportiva Terraglio, Matteo è il segretario generale della Fondazione Festo, quindi chiaramente tocca a Matteo di spiegare che cos'è il premio Ethos. Vai, allora, Matteo. innanzitutto Giusy Versace, appena sentito il nome di Marco Varisco, si è girata con grande, ha detto ma c'è anche Marco, quindi una grande amicizia lega il maestro d'arte, il maestro del vetro Marco Varisco, che è stato così subito incaricato di questa creazione e realizzazione di questo nuovo premio. Un premio che noi come Fondazione Festo di recente formazione, e qui un grazie doveroso a Polisportiva Terraglio e soprattutto al qui presente presidente Davide Giorgi, perché Davide è l'anima di Fondazione Festo, è grazie a lui che Fondazione ha potuto crescere in pochissimo tempo e far parte ora di questa grande macchina organizzativa appunto del CIP Veneto. Quindi grazie Davide e grazie a tutto il comitato per credere nelle nostre progettualità. Una Matteo, fondazione che un galà paralimpico sembra una conclave questa sera. Vero? Eleggeremo Davide Giorgi Papa, credo, entro la serata. Una fondazione che gravita nelle sue operazioni di progettualità inclusiva e assistenza alla fragilità nel Triveneto, da Venezia alla provincia di Treviso, per arrivare addirittura fino alla splendida provincia di Belluno, dove siamo presenti e dove siamo già accolti e amati, e la nostra Dodo Domenica Galimberti ne è testimonianza. Quindi a Marco è stato conferito questo incarico, no? di creare questo premio bellissimo che rappresenta l'etica, o meglio perché ogni azione deve essere guidata dalla trasparenza, dalla cura e dal rispetto reciproco, e quando abbiamo parlato di trasparenza abbiamo pensato al vetro, al cristallo. E poi la bellezza, non solo come forma, ma come qualità delle relazioni, come armonia che eleva lo spirito e ispira, e chi ispira chi lo circonda. E poi, non ultimo ma molto importante, la responsabilità. Perché ogni impegno individuale, quando sostenuto con dedizione, si trasforma in bene comune, rafforzando la comunità. E per noi la comunità, come diceva il Presidente all'inizio di questa serata, è veramente tutto. Ma prima di dire a chi è conferito questo premio, di una bellezza incredibile, realizzato direttamente dalle mani del maestro del vetro Marco Varisco, vi lasciamo a questo video.
direi che possiamo iniziare a commentare il premio mentre le immagini scorrono. Avete visto, insomma, il premio va a Giusy Versace, la senatrice Giusy Versace, esempio straordinario di forza, rinascita e impegno civile. Nata a Reggio Calabria, orgogliosamente calabrese, nel 1977, nel 2005 perde entrambe le gambe in un grave incidente stradale. Da quella tragedia, come una fenice, ha saputo rinascere trasformando il dolore in energia e diventando una delle più grandi e amate atlete paralimpiche italiane di sempre. Prima donna italiana con amputazione bilaterale a correre con protesi in fibra di carbonio, ha conquistato i numerosi titoli italiani internazionali, fino a rappresentare l'Italia in 3 edizioni di campionati europei, vincendo un argento nei 200 metri e un bronzo nei 400 metri, 2 mondiali e ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro nel 2016, dove ha raggiunto la finale nei 200 metri. Accanto alla carriera sportiva, Giusy nel 2011 ha fondato la Onlus Disabili No Limits, con la quale promuove l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport e l'accesso a tecnologie avanzate tutt'oggi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2014 ha conquistato anche il cuore del grande pubblico, lo sapete tutti, vincendo il programma di Ballando con le Stelle, dimostrando che la grazia, la determinazione e la bellezza dell'animo non conoscono barriere. Dal 2018 è diventata deputata della Repubblica Italiana, impegnata nella difesa dei diritti delle persone con disabilità e nella promozione di una società più equa, solidale e accessibile a tutti. Nel 2022 diventa senatrice della Repubblica, presidente dell'Intergruppo parlamentare per la disabilità ed è impegnata nella 7ª Commissione del Senato, Cultura, Spettacolo, Sport, Istruzione e Ricerca Scientifica e nella Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza. La sua storia è un potente messaggio di coraggio e di speranza e testimonia come lo sport, la cultura e l'impegno civile possano diventare strumenti di libertà, di riscatto e di cambiamento. Consegniamo il premio dalle mani del nostro consigliere Festo. Con grande orgoglio per Fondazione Festo consegnare questo premio a questa donna straordinaria, a rappresentanza non solo del Veneto ma dell'Italia intera. Grazie ancora, Giusy. Possiamo sentirla la dedica, Doro? Sì, certo, ho detto che brilla di più di questo premio. Maestro, lei ha pensato al premio ad hoc per questa donna, come mai il cristallo? Beh, intanto l'ho comprato in Cina, quindi era già fatto. No, comunque sì, è stato un impegno, quando sei venuto tu da me, per trovare una soluzione per dare questa unione di questi 2 blocchi, il cubo e il parallelepipedo, quindi il parallelepipedo che crea una colonna e la colonna sei tu, insomma, quindi la trasparenza e quindi la trasparenza della persona. Ecco, quindi è stato facile, ma non facilissimo, ecco. E pesa. Grazie ancora. Una foto Giusy, insieme. Io chiederei un commento perché insomma la TV del dolore funziona sempre, le lacrime, quindi non so, se sei molto emozionato puoi pure dire. Vuoi che... No, confesso che ero lì e facevo wow, che fortuna quello che si becca il premio Rivarisco. E quando ho visto il video ho detto è mio! No, vabbè, quindi vabbè, intanto i premi fanno sempre piacere, sono emozionata per tre motivi. Il primo perché l'ha realizzato un amico, il secondo perché in realtà mi arriva in Veneto, che è una regione che in qualche modo mi ha anche un po' adottata. Avete visto che ho fatto anche il volo dell'Aquila al Carnevale di Venezia. Io sono spesso madrina della Venice Marathon, torno qui volentieri. Con la mia Onlus ho aiutato tante società sportive pure qui. Insomma, quindi ce l'ho nel cuore e certamente questa serata mi manda a casa con un rinnovato spirito, no? Combattivo, convinta che aiutare gli altri aiuta principalmente noi stessi. Grazie. Foto. Una foto insieme. Grazie a Giusy Versace, premio Ethos. Rimarrà nella storia. Quanto peso, la scatola è bellissima, peraltro.
Credo che il presidente Cenese ritirerà la sua sponsorizzazione, visto che lo stiamo sfruttando. No, sì, il presidente deve restare su. Allora, abbiamo adesso un premio molto molto importante, nuovo, di zecca, che la giunta del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto ha voluto istituire quest'anno, ed è un premio dedicato al mondo della scuola. È il premio Scuola RA. Nasce con l'obiettivo di valorizzare e sostenere il mondo della scuola nella promozione dello sport paralimpico e dei suoi valori. Il riconoscimento viene assegnato quest'anno e poi negli anni a seguire a un istituto scolastico del Veneto che si sia particolarmente distinto per l'impegno nella diffusione della cultura sportiva inclusiva attraverso progetti e iniziative che abbiano queste caratteristiche, che abbiano favorito la partecipazione attiva di studenti con disabilità, che abbiano promosso i valori del movimento paralimpico, che abbiano contribuito all'inclusione sociale all'interno della comunità scolastica, che abbiano portato al conseguimento di risultati significativi ai Giochi della Gioventù o ai campionati sportivi studenteschi che abbiano previsto la partecipazione di studenti con disabilità. Oltre alla targa di riconoscimento, grazie alla collaborazione con Area Sport, che naturalmente ringraziamo moltissimo, la scuola premiata riceve anche un buono del valore di 500 euro da utilizzare per l'acquisto di materiale sportivo destinato alle attività scolastiche. Allora abbiamo la grafica che annuncerà il premio e lo vedete lì, è l'Istituto Dante Alighieri di Caldogno, Vicenza, a cui va naturalmente un grandissimo applauso. Ritira il premio il dirigente scolastico Agostino Masolo e la docente Caterina Lago. Allora, l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Caldogno è una realtà scolastica che da molti anni adotta, in particolare nell'ambito sportivo, una metodologia di lavoro inclusiva capace di valorizzare le competenze e le abilità di ogni singolo studente, sia esso con o senza disabilità. Fra le prime scuole in Veneto a promuovere il baskin, sia in ambito scolastico che extrascolastico, ha costruito nel tempo un modello educativo fondato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sull'inclusione attraverso lo sport. La vittoria del primo torneo nazionale di baskin inserito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito all'interno dei Giochi della Gioventù, disputato allo Stadio Olimpico di Roma il 26-27 maggio del 2025, rappresenta il culmine di un percorso iniziato anni fa, frutto di passione, impegno e di una visione autenticamente inclusiva della scuola e dello sport. Allora, a premiare ci sarà quindi Gianfranco Spigolon Meneguzzo, consigliere comunale di Caldogno, la senatrice Versace, che richiamiamo sul palco, eccola qua, che deve riconsegnare il suo premio per darlo alla scuola, e poi naturalmente Tiziano Cenedese, che ormai e Sira Miola della Giunta Nazionale CIP e presidente nazionale, grande personaggio, Sira, sta arrivando con una camicia bellissima. Nicolò Toscano, che torna con noi, e di nuovo Riccardo Giubilei, che è intento a leggere un messaggio ma che deve venire qui per forza. L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Caldogno, eccoli qua, provincia di Vicenza, è una realtà scolastica che da molti anni adotta, in particolare nell'ambito sportivo, una metodologia, l'ha già detto il nostro Gianluca, ma noi lo ribadiamo perché è importante, un lavoro inclusivo, capace di valorizzare. Gli insegnanti sono abituati a ripetere, quindi valore inclusivo alla grande. Sarà perché è vicino al concetto di Fondazione Festo, ci piace tanto. Esatto. Grazie ancora, grazie. Bene, una bella foto di gruppo. Allora, quando i fotografi ci danno l'ok, liberiamo il palco. Probabilmente cominciamo ad essere stanchi anche noi, Gianluca, no? Nel senso, a leggere tutti questi testi. Però adesso ne abbiamo un altro premio molto speciale. Abbiamo un premio molto importante. Allora, intanto chiamiamo subito sul palco a suggellare quella che è davvero non una partnership ma ormai un'amicizia tra Comitato Italiano Paralimpico e Ofcar, che naturalmente tutti conoscono. Chiamiamo quindi Danilo Volpato e Cecilia Riondato, titolari della Ofcar, a cui tantissimi degli atleti che hanno vinto medaglie d'oro questa sera di qualsiasi altro tipo devono molto, perché è un'azienda che lavora moltissimo sullo studio dei materiali migliori per garantire le migliori performance. Allora, la giunta del CIP regionale Veneto ha istituito questo prestigioso premio per onorare gli atleti che abbiano conseguito straordinari risultati nel corso della loro vita sportiva.
Il premio raffigura la dea Nike a cavallo di una biga trainata da 2 destrieri. La Nike rappresenta non solo la vittoria, ma anche il coraggio e la costanza, l'essere se stessi, umili e coraggiosi, affaticati ma appagati. Il premio è un riconoscimento per gli importanti risultati sportivi conseguiti durante la straordinaria carriera sportiva di questo atleta. Un particolare ringraziamento va naturalmente alla Ofcar, che è questa azienda di Villa del Conte che da più di 35 anni sostiene l'attività paralimpica del Veneto. E si meritano davvero un grandissimo applauso Danilo Volpato e Cecilia Riondato. Chiamiamo il presidente Davide Giorgi, che deve annunciare il nome del premiato e anche la motivazione. È giusto anche fare il presidente operaio qualche volta. Allora, come segno di riconoscimento per la costanza dimostrata nel corso di tutta la sua lunga carriera sportiva, il CIP Veneto ha deciso all'unanimità di assegnare il premio alla carriera Ofcar all'atleta Francesca Porcellato. Allora, come giustamente Giusy l'ha definita prima, la Rossa Volante è una delle più straordinarie atlete del panorama paralimpico italiano e internazionale. Nata a Castelfranco Veneto nel 1970, a soli 18 mesi è rimasta paraplegica a seguito di un incidente stradale. Da allora, con una forza d'animo eccezionale, ha trasformato una difficoltà in un'opportunità, costruendo una carriera sportiva che rappresenta un esempio di tenacia, di passione e di rinascita. In oltre 30 anni di attività, Francesca ha rappresentato l'Italia in 11 edizioni dei Giochi Paralimpici, sia estivi che invernali, distinguendosi in 3 diverse discipline: l'atletica leggera, lo sci di fondo e l'handbike. Un percorso unico nel suo genere che l'ha portato a conquistare 15 medaglie paralimpiche e numerosi titoli mondiali ed europei. La sua carriera testimonia una straordinaria capacità di reinventarsi, di affrontare sempre nuove sfide e di non arrendersi mai. Oltre ai successi sportivi, Francesca è diventata un simbolo di determinazione e un punto di riferimento per tutto il movimento paralimpico, contribuendo con il suo esempio a promuovere i valori dell'inclusione, della resilienza e dello sport come strumento di vita. La sua storia, raccontata anche nel libro La Rossa Volante, è un inno al coraggio e alla speranza e continua a ispirare atleti, giovani e persone di ogni età. Premia Danilo Volpato e Cecilia Riondato, titolari Ofcar, e poi il nostro presidente dei presidenti ormai Tiziano Cenedese, CMB, con le bollicine che mai possono mancare, il presidente CIP Veneto Davide Giorgi, Riccardo Giubilei, vicepresidente nazionale, che non, ecco, arriva anche per la foto, e non può mancare ormai anche lei pluripremiata, la nostra senatrice, atleta, ballerina Giusy Versace. Bene, grazie davvero. Allora, invitiamo Davide Giorgi, Tiziano Cenedese e Giusy Versace a rimanere sul palco. Anche Riccardo Giubilei. No, Riccardo deve scendere. Deve scendere? Sì. Basta, è vicepresidente. Lei presidente è ancora qui, Qui. Sì. Bene, e noi ci stiamo davvero avvicinando all'ultimo momento della serata con 20 minuti di anticipo sulla scaletta, quindi devo dire siamo stati ci meritiamo bravi, un applauso noi questa volta qua. La Carlucci non è così veloce, Allora, il premio davvero più importante che il Comitato Italiano Paralimpico consegna ogni anno è il premio L'Olimpo. La giunta CIP Veneto ha istituito questo prestigioso premio per ringraziare coloro che si sono particolarmente distinti nella promozione dello sport paralimpico del Veneto. L'opera del maestro Romeo Sandrin è l'unione di 2 prestigiosi elementi della classicità greca, la porta d'ingresso dello stadio di Olimpia ad Atene e la Nike di Samotracia. La porta d'ingresso dello stadio simboleggia il passaggio tra il noto e l'ignoto, la vittoria e la sconfitta, la gloria e l'oblio. La Nike è l'allegoria della vittoria, che con le sue ali spiegate e pronte per il volo rappresenta il coraggio e la costanza.
Chiamo di nuovo Davide Giorgi ad annunciare il nome del premiato e la motivazione. Il premio L'Olimpo è il segno di gratitudine e riconoscenza per l'impegno profuso nella promozione dello sport tra le persone disabili e nella diffusione dei valori su cui si fonda il Comitato Italiano Paralimpico. Quest'anno il premio è stato assegnato a chi mi ha preceduto per 12 anni, a Ruggero Vilnai. Un amico, un grandissimo dirigente e un grandissimo sportivo che con le lacrime mi ha telefonato dicendomi: è da 2 anni che ho prenotato una visita e devo andarla a farla fare in ospedale e non posso saltarla. E quindi, ahimè, questa sera non ci poteva essere e ci ha mandato un messaggio però. Cari amici, buonasera a tutti. Dopo un anno di grande attesa, l'ospedale mi ha chiamato proprio ieri per un controllo e non ho potuto certo rinunciare. Ovviamente sono davvero dispiaciuto per non essere lì con voi a ricevere questo prestigioso riconoscimento. L'Olimpo quest'anno lo hanno assegnato al sottoscritto e per questo desidero ringraziare infinitamente il presidente Davide Giorgi e tutta la giunta. Questo è un premio che mi gratifica moltissimo e sarà sicuramente motivo di impegnarmi ancora di più di quanto non abbia fatto in questi anni. Questo impegno però mi permetto di chiederlo anche a tutti voi, perché c'è davvero tanto bisogno di promuovere, di impegnarsi per convincere le persone, le tante persone con disabilità che per vari motivi ancora non hanno deciso di avvicinarsi allo sport. Quindi grazie davvero per questo riconoscimento, per questo premio. Vi auguro buona continuazione di serata. Ciao, a presto e viva lo sport paralimpico. Ciao. E un grazie e un saluto carissimo al nostro carissimo Ruggero. Velocemente leggiamo il curriculum di Ruggero Vilnai, che è uno dei pioneri dello sport paralimpico del Veneto, rimane paraplegico a 16 anni a seguito di un incidente stradale e ha trovato naturalmente nello sport una straordinaria occasione di rinascita, un po' una storia che accomuna tanti di voi qui questa sera. Nel 1980 fonda la SPEA Padova, che è una delle prime società paralimpiche venete, e negli anni si distingue come atleta poliedrico, praticando l'atletica, il basket in carrozzina, le bocce, le freccette, scherma e tennis tavolo, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali. Fondatore della Millennium Basket di Padova e della Off-Car, che è l'azienda che appunto ha poi cui è abbinato questo premio, è l'azienda dedicata alla produzione di ausili sportivi, ha saputo unire la passione per lo sport a un forte impegno sociale e imprenditoriale. Dal 2013 al 2024 è stato presidente del Comitato regionale del CIP Veneto, contribuendo in modo decisivo alla crescita e alla diffusione del movimento paralimpico regionale. Oggi continua il suo impegno come delegato provinciale CIP di Padova e come rappresentante dei delegati provinciali in seno al Consiglio nazionale del CIP. Insignito della Stella di Bronzo e d'Argento al merito sportivo del CONI e della Stella d'Oro a merito sportivo paralimpico, Ruggero Vilnai rappresenta un esempio di dedizione, di coraggio e di servizio allo sport e alle persone. La sua è una storia di un uomo che ha dedicato la vita allo sport e all'inclusione, trasformando la propria esperienza in un modello di servizio, innovazione e amore per la comunità paralimpica. Consegnano il premio Riccardo Giubilei, vicepresidente CIP nazionale, e Tiziano Cenedese, naturalmente, presidente del Centro Marca Banca, Davide Giorgi, attuale presidente del CIP Veneto, e Giusy Versace, senatrice della Repubblica Italiana. Io direi che, visto che siamo in anticipo... Ah, ok. Ritira il premio Cristina Garbuio. Scusate, non avevo il nome scritto. Allora, visto che siamo in anticipo, questo premio merita un giro di pensieri, quindi alla consigliera il primo pensiero. Buonasera a tutti.
Ritiro con onore questo importante premio. Ho sentito anch'io poco fa l'amico Ruggero, nonché nostro cittadino, il quale vi saluta, e sicuramente troveremo l'occasione all'interno magari del Consiglio Comunale di consegnare questo importante premio. Grazie. Grazie. Allora, la voce del CIP nazionale è un premio veramente importante. Sì, intanto devo dire che Ruggero è una forza della natura e credo che prendere l'eredità di una persona del genere non è mai facile. Davide l'ha fatto con visione, con passione, e credo che sia il passaggio di testimone migliore potesse esserci questa serata. Lo è un'evidenza clamorosa, però devo dire che nella nostra comunità ci possono essere dei punti di riferimento che sanno anche rendere leggeri i momenti anche più complicati. Ecco, lui è uno di questi. Grazie davvero. Senatrice, a lei l'onore. No, io faccio i complimenti a Ruggero, che ho avuto modo di conoscere, facciamo tante cose insieme per tanti anni, però voglio lasciare su questo palco un pensiero più che da senatrice, da atleta, e voglio usare anche proprio una metafora sportiva. Da staffettista, noi deteniamo le atlete amputate il record del mondo sulla 4%, e so che è veramente difficile passare il testimone. Cioè, la staffetta è bella da vedere, ma guardate, è complicatissima da realizzare. Come in tutte le cose, i movimenti, come il movimento paralimpico, le evoluzioni, le cose crescono quando si è capaci di fare proprio quel passaggio lì. Quando si riesce a passare il testimone a qualcuno che ci crede tanto quanto te, forse anche più di te, che si presta tanto quanto ti sei speso te, per portare avanti battaglie che tu hai iniziato. E allora con un senso di squadra davvero secondo me si può crescere. Poi io sono un inguaribile ottimista e credo che questo premio bene raffigura anche la storia, se vogliamo, nel passato, nel presente e nel futuro di Ruggero, ma è anche un auspicio perché questo Comitato Paralimpico possa crescere. Ma mi pare di capire che il presidente in carica non ha assolutamente intenzione di fare da meno, e lo abbiamo visto questa sera. Quindi è anche bellissimo il gesto che avete scelto pure di fare nel riconoscere tutto questo a chi vi ha preceduti. Non era scontato. Bravi. Grazie. Io ammetto di essere molto affascinato dal pensiero di Giusy Versace ogni volta che parla. Presidente Cenedese, allora, anche da parte sua un pensiero, è stato molto impegnato questa sera, però credo che sia un impegno per lei molto piacevole anche, no? Sì, se si riferisce alla consegna del vino, è stato anche mandato prima delle istituzioni, poi dal cantiniere o vinaiolo, che ne diciamo così. È stata una serata veramente bella. Io di questo sarò anche noioso, ma ho conosciuto Davide Giorgi, è bravissima. Ho conosciuto Davide Giorgi poco tempo fa e mi ha emozionato, e come ha emozionato questa sera. Ripeto solo per non allungare molto la serata le ultime parole che ho detto prima, cioè noi è la nostra funzione, ci viene naturale, ma saremo ancora più presenti in serate, o meglio in eventi, perché non è solo il mangiare, anche negli eventi, saremo sempre più presenti in eventi a fianco. Anzi, prima ho usato un'altra parola, era della stessa partita, siamo atleti della stessa squadra, questo va bene così, e ci saremo anche nell'immediato futuro. Grazie. No, vabbè, non serve scrivere. Grazie davvero. Allora, siamo davvero in chiusura, quindi tra poco il dolce, il caffè, eccetera, però naturalmente al Presidente Giorgi l'onere e l'onore credo anche di ringraziare la squadra che ha lavorato per questo evento. Sì, perché poi no, allora se c'è stata una serata così è stata perché dietro ci sono una decina di persone che ci hanno aiutato, da loro che sono stati fantastici, alle nostre dipendenti del comitato, a tutta la giunta, a tutti i volontari che ci hanno aiutato in tutto, perché assolutamente 12 anni a fianco a Ruggero hanno significato per me, ma per molti di noi,
una crescita a fianco a una persona che ci ha insegnato ad entusiasmarci di quello che facevamo. E guarda, non è stato semplice il passaggio, lo sa Nicolò, ma lo sanno un po' tutta la squadra che è stata messa assieme. Ruggero ha voluto fortemente questa squadra e noi lo ringraziamo perché ci ha trasmesso tanta forza e noi vorremmo fare lo stesso, costruire il futuro. Io ho l'impegno che mi ha dato Ruggero di costruire il futuro, anche la mia successione, ed è una cosa che per me è un impegno che ho dato alla Giunta, ho dato a Ruggero e do ai giovani soprattutto. E quando uno dice le cose puntando il dito così è proprio serio. Allora, possiamo Matteo, congedare innanzitutto le nostre direi autorità. di sì. Gianluca, prima di dare grazie ancora, grazie a tutti i presidenti, grazie ai consiglieri, grazie alle istituzioni, grazie a tutti gli atleti, grazie a tutti voi e un applauso forte andrà a queste due straordinarie ragazze che hanno interpretato, tradotto, magistralmente comunicato con la lingua dei segni, Stefania ed Elisa. Bravissime, bravissime. E poi volevo ricordare a questo pubblico meraviglioso, uscendo nel foyer, proprio nell'atrio qui, se volete portarvi a casa degli aromi di rosmarino, di salvia, come campagna raccolta fondi per Fondazione Festo, è proprio lì i nostri volontari, soprattutto a sostegno delle attività della non marginalità delle famiglie rare, che tutti i giorni vivono problematiche legate a questa malattia, alle tante malattie rare che sempre più diventano presenti in tanti nuclei familiari. Quindi vi aspettiamo qui delle piantine che non rappresenta il Natale, ma rappresenta 365 giorni all'anno. Bene. Gianluca, grazie a te perché sei grazie, stato allora, un magnifico grazie a collega. Matteo Grazie Gobbo, veramente di cuore. veramente una spalla fantastica su cui appoggiarsi. Io però farei veramente un grandissimo applauso a Paola e a Daniela, che naturalmente sono il motore del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto. Grandi. Alla dottoressa Vaccarino, che ha seguito magnificamente la parte organizzativa di questo evento. Grazie Cristiana. E ad Alvise Sperandio, che ha fatto un lavoro straordinario di ufficio stampa. Stamattina un grandissimo risultato con il nostro convegno a Forte Marghera di Mestre. E allora abbiamo detto caffè e dolce, però prima c'è l'obbligo per tutti i premiati di questa sera di avvicinarsi al palco, chi sopra chi sotto, perché ci sarà la famosa e ormai tradizionale foto di gruppo che chiude questo evento. Quindi grazie ancora a tutti e speriamo di non avervi annoiato troppo. Siamo già verso la seconda settimana di avvento. A tutti un buon Natale, mi raccomando, a tutti voi. Buonanotte, grazie. Allora tutti premiati per piacere qui, così abbiamo l'ultima incombenza della serata da risolvere.